Secondo me è un'ottima opportunità per bridge the gap, per creare un ponte di collegamento tra il pubblico e chi presenta innovazione o sta innovando, perché se non si fa con tutti non si riesce, cioè tutti quanti noi dobbiamo essere coinvolti, la popolazione deve essere partecipe in primo luogo, perché ormai non è più l'industria, no? Che noi siamo i clienti, non siamo consumatori, noi siamo persone e noi decidiamo cosa si fa, come vogliamo. E adesso la tecnologia, in particolare internet, gli smartphone, adesso la sensoristica, la blockchain, permetterà di veramente democratizzare non solo l'accesso all'informazione, ma anche il processo decisionale di come vengono fatte le cose e di come le nostre vite devono essere organizzate. Quindi questi eventi e cose come queste sono perfettamente in linea, penso, con questo stile.